Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Osservato speciale il ponte Cannavino di Celico, questa mattina riunione in prefettura, tra 15 giorni si avranno i risultati delle verifiche sui cavi di precompressione che mostrano uno stato di ossidazione. In base ai risultati si decideranno quindi gli interventi da effettuare, slitta comunque la riapertura anche se i lavori sul ponte procedono e l'ANAS nel corso della riunione di questa mattina ha assicurato che la prossima settimana inizieranno gli interventi sulla ex statale 107, uno dei percorsi alternativi. Vediamo. Viadotto Cannavino, si allungano i tempi. Questa mattina in prefettura la riunione del COV, il Comitato Operativo sulla Viabilità. I tecnici dell'ANAS hanno detto che sono state riscontrate delle problematicità sui cavi di precompressione che presentano uno stato ossidativo, quindi ci vorranno almeno altri 15 giorni per avere i risultati delle verifiche che sono in corso. Allora non si aprirà subito dunque il ponte di Celico, questa prima fase di interventi dovrebbe concludersi, se tutto andrà per il meglio, entro settembre. In esito ai risultati capiremo anche quali interventi fare. Nel momento in cui i progettisti ci dicessero in base ai risultati delle indagini integrative il viadotto continua a essere in sicurezza, a stare bene, perché in sicurezza è già, perché altrimenti non staremo lì a lavorare, però diciamo che è possibile riaprire al traffico, allora noi dovremmo fare degli interventi ulteriori sulla soletta e poi finire i lavori previsti con la piazza, pavimentazione e l'apertura. E quindi quando avremo risultati, cioè entro i 15 giorni di cui parlava l'ingegnere, potremo definire il quadro completo degli interventi a eseguire e i tempi necessari. Noi conteremmo anche di non fare poi un'apertura a senso unico alternato finale, perché naturalmente con questa chiusura forzata più lunga totale i lavori noi li abbiamo comunque mandati avanti tutti quelli che era possibile fare, quindi entro 15 giorni loro dovrebbero anche finire tutti i lavori fattibili che non sono fermi per gli accertamenti in corso. Quindi il lavoro sta proseguendo, anche la progettazione di seconda fase sta proseguendo e poi se questo lo scenario migliore è quello in cui i risultati sono positivi e noi possiamo ultimare i lavori appaltati facendo la piastra e riapriamo al traffico. C'è una seconda fase che prevede la sostituzione della trave tampone e gli interventi di precompressione esterna, quindi interventi sulle due stampelle esistenti. Quindi una sistemazione definitiva del viadotto. Ovviamente la chiusura del ponte di Celico sta creando non pochi disagi sui percorsi alternativi, come hanno sottolineato anche i sindaci presenti. C'è stato anche l'impegno dell'ANAS questa mattina, quindi la prossima settimana saranno avviati gli interventi sull'ex statale 107, appunto uno dei percorsi alternativi. La prossima settimana faremo degli interventi sulla ex 107, sia sulla pavimentazione, sia per quanto riguarda l'erba e il verde, quindi l'allargamento un po' del percorso alternativo.